Saranno operativi da domani negli istituti penitenziari 1000 operatori sociosanitari selezionati con il bando della Protezione Civile. La presentazione a Roma con i ministri Boccia e Bonafede che precisa: è falso che scarceriamo i mafiosi, lavoriamo per la ripresa dei colloqui in carcere in sicurezza. Francesco Maisano. Dire che ci sono leggi che stanno facendo uscire i mafiosi è falso. Il ministro della giustizia Bonafede risponde così dal carcere di Rebibbia, dove da domani entreranno in servizio 62 degli oltre 1000 operatori sociosanitari selezionati nella task force che da qui alla fine di luglio opererà negli istituti di pena in ausilio al personale sanitario. È sbagliata, falsa, diffondere una notizia che dice che il governo grazie al decreto Cura Italia sono usciti i mafiosi. È un fatto grave che non può essere accettato. Bonafede poi ricorda, tra nuove applicazioni e proroghe, ho firmato 686 provvedimenti di 41 bis. Mentre il ministro parla, si diffondono voci di una protesta nel carcere romano, una ventina di detenuti, un'agitazione non collegata alla visita, spiega la direzione del carcere di Rebibbia. Bonafede ricorda, il numero di contagi nelle carceri finora è molto basso, 150 in tutta Italia, stiamo facendo il massimo. E annuncia, stiamo lavorando per cercare di ripristinare gradualmente i colloqui in carcere, dobbiamo cercare di creare degli spazi per gli incontri in condizioni di sicurezza.